Per il progetto Camineras, a cura di Vincenzo Ligios, Andrea Fanni presenta Isetande, aspettando di tornare a casa. Giorgio è un ragazzo giovanissimo, nato in una piccola città, che dopo anni lontano dalla sua terra sceglie di tornare. Dalla confusione dell'adolescenza alla vita frenetica a Milano, fino al lutto del padre, il suo percorso è segnato da perdita, ricerca e cambiamento. Il ritorno diventa un confronto silenzioso con ciò che si è stati e con quello che si è diventati. Restare significa attraversare legami complessi, stare accanto a una madre e dare un senso a un passato mai del tutto risolto. Nell'edicola del suo paese, luogo che attraversa tutta la sua storia, Giorgio trova una nuova forma di identità e appartenenza. È una storia di radici, di memoria e di scelte controcorrente. Una storia che si chiede in fondo cosa significhi davvero tornare. Buona visione. Sicuramente Perdas de Vogo è un paesino tranquillo, siamo 1700 anime, la maggior parte anziani, quindi sì, sicuramente la tranquillità è la cosa con cui definirei di più questo paese. Siamo un paese molto unito, molto tranquillo, affidabile, diciamo, forse sono quelle le caratteristiche più belle di questo posto, la tranquillità appunto. Che comunque uno si può fidare del vicino, sa con chi parla, sa chi incontra tutti i giorni e c'è questo senso di comunità che ancora, nonostante tutto, rimane forte, rimane molto radicato nelle persone del posto. Qua semplicemente i ragazzini andavano in giro in bicicletta, si riunivano per giocare nei vicinati, tutta quella vita di campagna che comunque si fa fin da bambini, qua si viene portati dai genitori fin da piccoli a collaborare in campagna, anche solo a imparare più o meno i valori, a imparare come funziona e tante cose che per persone non sarde, non dei paesi sembrano inesistenti. Da quando ho aperto l'edicola mi si è creata tutta una nuova routine, quindi sì, appunto mi sta dando degli equilibri. La mia giornata inizia qua con la popolazione di Perdas, che sono tutto il giorno a contatto con persone, fa piacere, quindi sì, mi ha molto riequilibrato questa cosa. Sarà perché il tempo che ti occupa è talmente tanto che effettivamente non è che hai sempre il tempo di fare altre cose, quindi sì, mi ha riequilibrato tantissimo alla fine. Ho una routine, sto iniziando a creare piano piano la mia routine giorno dopo giorno. Sono sempre stato e rimarrò, penso sempre, una persona molto timida, molto ansiosa, probabilmente dalla crescita nato così e rimarrò così. Un pochino aver lavorato molto tempo con il pubblico tra qui in Sardegna e quando ero a Milano, sicuramente quello un pochino ha aiutato, ma diciamo che di fondo penso di essere sempre la stessa persona, sempre abbastanza riservato, non si vede con la parlantina, ma ho il mio lato molto chiuso, diciamo. I primi ricordi di mio padre sono sicuramente legati alla campagna, lui era molto appassionato, ha studiato all'agrario, quindi ha sempre poi vissuto quella vita là.
Direi che era una persona molto gentile, molto disponibile, a tratti anche troppo, si faceva sempre il mazzo per le altre persone. Mia mamma spesso lo rimproverava dicendogli anche guarda che comunque devi anche fare le cose tue. Lui cercava di mettere davanti, piuttosto metteva davanti gli altri ogni tanto rispetto a se stesso. La cosa che mi ha creato forse più sofferenza appunto sia negli anni della crescita che andando avanti era appunto questa assenza che sentivo, come se mancasse qualcosa. Appunto poi da bambino non si capisce qual è il problema, però diciamo che l'avrei voluto più vicino in dei momenti in cui magari avevo più bisogno e non trovavo la figura che speravo di trovare. Io non vedevo l'ora di andarmene da qua, ero satollo della vita qua, mi sentivo un pesce fuor d'acqua spesso, avevo passioni che avevo soltanto io, interessi che avevo soltanto io, e con la popolazione molto bassa è facile sentirsi unici, esclusi. Quindi diciamo che il viaggio a Milano era comunque una speranza, andare a trovare un posto in cui io posso essere più libero, più me stesso, però ovviamente è stato anche allontanarsi dalla famiglia, andare via dagli amici di una vita, mollare una routine. È un paese che comunque, per quanto potessi criticare, io amavo. Quindi sì, diciamo che è stato entrambi, sia una grande opportunità, un salto, che una sofferenza. Mio padre fin da bambino ha sempre coltivato la tradizione delle palme. È iniziato che regalava la palma al fratello, alla sorella, poi l'anno dopo sono diventati 5, poi sono diventati 10, poi sono diventati 50, adesso io mi ritrovo a dover fare circa 200 palme per il paese da fare completamente per regalarle alle persone, solo che appunto ogni anno ne fai una, ne trovi altri 2 a cui regalarlo. Quindi quello io mi ricordo fin da bambino, sempre per la Domenica delle Palme. Non eravamo grandi frequentatori di chiesa, ma non abbiamo mancato una volta la benedizione. Ci si riuniva con tutti i rami, si andava lì, e infatti quello forse è stato uno dei tanti motivi che mi ha riportato in paese. La prima messa fatta così senza di lui, vedere mia madre che porta le palme, gli viene il ricordo e diciamo si rompe davanti a me, è stato uno dei tanti motivi che alla fine mi ha detto che il mio posto era qua, che era qua in Sardegna, qua a casa. Dopo la morte di mio padre il tornare in Sardegna è stato sia una scelta che un bisogno, perché comunque ho iniziato a scendere per le feste, per non lasciare mia madre da sola, però poi piano piano ho iniziato a capire che la Sardegna a me piaceva, ho iniziato a rivedere tutte le cose che amavo di questo posto e a vedere di meno le cose da cui volevo scappare, imparare a ignorarle. Però sì, è stato entrambe, perché appunto tornare a casa a vedere la propria madre disperata, o comunque mia madre fortissima, vederla spezzarsi così è stato molto difficile. Poi sono il piccolino di casa, l'unico maschio, quindi magari anche per quello mi sono anche sentito un po' responsabilizzato, per dire devo tornare, devo starle vicino comunque più spesso rispetto a come sto facendo. E quindi alla fine diciamo che appunto è stata entrambe, è stata una scelta, è stato un obbligo, un misto di tutte e due, ma va benissimo così. Quando mi sono ritrovato qui a cercare lavoro, dopo aver fatto un'estate a farmi 50 km al giorno per andare a lavorare, in posti che comunque sei apprezzato fino a un certo punto, per quanto volessi fare il ribelle che parte, comunque le mie radici erano forti qua. Quindi diciamo che è stato un lampo a ciel sereno questa notizia di questa edicola in vendita, nessuno che la vuole comprare e io che cercavo lavoro. Si sono allineati gli astri anche stavolta. Il mio primo stipendio l'ho speso per tatuarmi la Sardegna sul petto. Ogni ferie, singolo giorno di ferie che ho avuto, io l'ho passato in Sardegna, quindi mentirei a me stesso se direi che non mi mancava a casa. Infatti io sul petto ci ho scritto Isetande, aspettando di tornare a casa.
Buonasera. Bentornati all'Anfiteatro Caritas, saluto tutti voi qui presenti, così come saluto tutti quelli che ci guardano in streaming, grazie alle dirette di Sardegna Live, sono tantissimi, ma ringrazio anche tutti quelli che continuano a iscriversi al nostro canale YouTube di Ogliastra Web, e quindi è un po' un modo di continuare questo viaggio lungo la 12ª edizione della Pastorale del Turismo. Vi ricordo sempre di seguire anche i profili social di Ogliastra Web, sia su Facebook che su Instagram, quindi grazie veramente. Poi trovate tutte le informazioni di questa edizione e delle passate edizioni sul sito istituzionale della Pastorale del Turismo. Ora, lo abbiamo ricordato ieri, lo ribadiamo con forza oggi, anche in tutte le altre serate. L'Anfiteatro Caritas è un luogo di incontri, di relazioni, davvero di legami e soprattutto di accoglienza. Anche stasera siamo stati accolti, coccolati, veramente, come dire, abbiamo incontrato un'intera comunità che ci ha accolto con le sue tradizioni, la sua cultura, i suoi sapori. E quindi ringrazio con voi calorosamente la comunità di Triei, che veramente è con noi stasera, e invito a raggiungermi qui sul palco la sindaca Nassunta Chironi, accompagnata dalla parroco Don Mariano Suinas. Un applauso a loro. E i saluti istituzionali. Buonasera a tutti. Io sono appunto la sindaca del comune di Triei e vorrei innanzitutto ringraziare per questo invito, quindi a nome di tutta la nostra comunità. Vorrei ringraziare anche le persone che hanno aiutato ad accogliere tutta questa bella gente nella maniera migliore, e il nostro sacerdote Don Mariano lo ringrazio perché ci sei, Mariano. Triei è un piccolo paese dell'Ogliastra, siamo 1000 abitanti, però devo dire è un paese che è un paese che bisogna raggiungere, non è di passaggio. Però vi assicuro che una volta che ci siete vi innamorerete. Certo, sono di parte, lo ammetto, però è un paese che sicuramente si distingue per il decoro urbano, per la pulizia, e soprattutto si distingue perché è ricco di murales, è ricco di opere d'arte che potrebbero essere spiegate a voi dai nostri ragazzi delle scuole medie, che sono preparatissimi ogni anno, che naturalmente invito tutti e sicuramente sarete molto soddisfatti della loro spiegazione. Abbiamo una bellissima chiesa che è dedicata ai Santi Cosma e Damiano, dove ci sono degli affreschi meravigliosi che sono stati fatti dalla bottega degli Are. È una bottega molto famosa nel 1600, paragonata addirittura a Giotto. Voi vi chiederete come mai un paese così povero nel 1600 ha questi meravigliosi murales. È un piccolo aneddoto, se voi me lo potete permettere, io vorrei raccontarlo, perché grazie a degli studi negli archivi vaticani si è praticamente scoperto che questi affreschi sono in realtà una sorta di pagamento che ha fatto il Papa, perché Triei era stato scelto per poter, portare il vino al Vaticano, il famoso vino di Talavè. Quindi ne approfitto anche per dirvi che noi siamo un paese che ha una cultura enogastronomica molto, molto importante, e quindi non mi resta che dirvi di venirci a visitare. Abbiamo un bellissimo parco, il parco di Mulò, con una chiesetta campestre molto, molto suggestiva, che è quella dedicata a Sant'Antonio di Padova. È un bellissimo parco, e abbiamo dei siti archeologici molto, molto importanti, quali il sito archeologico del Nuraghe Baunuraggi, ma soprattutto anche la tomba dei giganti, che è una delle tombe meglio conservate di tutta la Sardegna. Si trova nell'altopiano di Osono, dove si vede tutta la marina, e quindi vi invito veramente a visitarlo, perché è aperto a tutti. Quindi un piccolo paese che però ha molto da offrire. Ringrazio proprio nuovamente per questo invito, perché ci dà la possibilità, che noi siamo sempre un po' ai confini dell'impero, invece di avere un po' di voce in capitolo, perché abbiamo comunque delle cose da dire. Grazie a tutti. Buonasera a tutti. Nel giro di poco tempo, questa è la seconda volta che mi ritrovo qui sul palco a presentare una delle mie 3 comunità che seguo con Don Damiano. Grazie al Vescovo, grazie a Claudia per l'opportunità che ha dato anche alla comunità di Triei di presentarsi e farsi conoscere.
Non aggiungo null'altro a quello che ha detto Anna Assunta, se non vi aspettiamo a Triei per conoscerla e visitarla meglio. Buona serata a tutti. Grazie, raccogliamo sicuramente l'invito, grazie anche per tutto quello che ci avete donato e ringraziamo e salutiamo infatti anche Don Damiano come ha fatto Don Mariano, quindi grazie davvero di essere qui. Ecco, dopo aver sognato con la musica di Mario Lavezzi e di Massimo Satta con la sua band, siamo qui stasera per raccontare altre storie e in qualche modo riscoprire altri sogni. E a proposito dei sogni, nell'annunciare chi ci condurrà per mano proprio a vivere, a scoprire quello che abbiamo chiamato un sogno sardo, appena 2 giorni fa ho visto sul suo profilo Facebook personale che ha postato una foto sua personale, giovanissimo. È una foto che risale ai suoi esordi, forse al suo debutto ufficiale, una foto fatta sul palco di Sardegna Cabaret, il festival regionale di comicità che si svolgeva a Tonara. E tra le altre cose ha scritto così: ho continuato a inseguire quel sogno che mi attraversava la strada e che si era innamorato di me. E noi da allora abbiamo iniziato a seguirlo, a conoscerlo, ad amarlo e ad apprezzarlo, e siamo quelli che lui da sempre guarda negli occhi. Quindi diamo davvero il benvenuto e anzi bentornato alla Pastorale del Turismo a Giuliano Marongiu. Noi ci vediamo al termine della serata per gli avvisi. Buona serata. Vieni qua, ti devo dare un bacio. Dopo delle parole così belle, un applauso forte, grazie di essere qui. Bentrovati. È uno spettacolo questo, sì, il sogno è il tema di questa edizione, con tutte le sue declinazioni. In fondo siamo tutti figli di un sogno, perché nasciamo da un atto d'amore, perché qualcuno ha voluto che noi ci fossimo, e spesso il sogno di chi cammina è proprio poter dare la vita ad altri che partoriranno sogni a loro volta. E questa sera abbiamo pensato di dare spazio al racconto di chi attraverso il sogno ha realizzato nel cammino quel desiderio che magari era un'aspirazione all'inizio e poi diventata la soddisfazione, la gratificazione, la risposta a quel desiderio iniziale. E sono 3 storie bellissime, molto diverse, però mi piace pensare che loro non hanno realizzato un sogno, loro sono nel sogno, perché essere nel sogno significa continuare a coltivarlo, continuare a pensare che qualcosa possa ancora accadere. E il sogno vive finché tu hai entusiasmo, finché hai il coraggio di farlo continuare a vivere, finché nulla e nessun altro possa spegnere quella tua fantasia di vita. E allora vi dico subito chi sono i 3 protagonisti di questa serata, anche se li chiameremo uno dopo l'altro singolarmente, poi li ritroveremo e poi ci troveremo in una seconda parte molto interessante, sarete anche voi a formulare delle domande. Intanto un bellissimo applauso io lo farei a Caterina Murino, che cosa ne pensate? Eccola qua, fatele un bellissimo applauso. E un bellissimo applauso lo farei a Gianfranco Matteoli. E il terzo lo farei alla persona che chiamo subito qua vicino a me, che conosciamo tutti e tutti le vogliamo un gran bene, Maria Giovanna Cherchi. Vengo a prenderti. Vieni qua, anche perché noi adesso ci metteremo qua al centro, in queste 2 sedi, andremo un po' a braccio, qua al centro, poi pian piano, insomma, lasceremo spazio agli altri. Ecco, tu scegliti quello che vuoi per parlare e dire un po' di cose. Maria Giovanna canta da sempre e quindi il suo sogno nella musica ha avuto la forza anche di farsi ascoltare con una voce bellissima, e farsi ascoltare significa arrivare al cuore delle persone. Ma questo sogno quando nasce è a causa di cosa?
Buonasera a tutti. È nato con me questo sogno, ero giovanissima quando l'ho condiviso con mio padre. Lui aveva la passione per il canto, per la musica, per lo spettacolo, anche se era cappellone, gli piaceva la musica degli anni 60. Mi ha diciamo così, investito sul mio dono, perché certamente ho ricevuto un dono, un po' era anche il suo, e quindi mi ha dato la possibilità da piccolissima di cantare nelle feste di casa, nelle feste del mio paese, e così insomma ho avuto la fortuna di coltivare questa passione per la musica della Sardegna, perché anche quella davvero mi ha investito da quando ero giovanissima. Io ho cantato la prima volta in una televisione locale quando avevo 6 anni e ho cantato in sardo in quell'occasione, quindi davvero da sempre. E quindi ho iniziato giovanissima e non mi sono mai fermata, è continuato a viaggiare con me questo sogno. Essere bambini e avere subito la risposta, insomma, di chi ti ascolta, ovviamente significa avere un talento in partenza che ti aiuta. Questo ha segnato la tua strada sicuramente. Ci sono stati in tutti questi anni momenti di difficoltà, e in quel momento come li hai affrontati? Ma di vera e propria difficoltà forse no, sono grata di questo e mi considero una privilegiata per avere avuto la fortuna di fare anche studi diversi nella mia vita, che mi hanno portato anche a fare un altro lavoro che amo. Io sono anche un'insegnante e nello stesso tempo continuare a fare la cantante con tanta fatica, magari più fatica che difficoltà, ma con grandi soddisfazioni. E questo è stato ancora più facile perché avevo la mia famiglia, come abbiamo detto, sempre dietro di me, o ancora grazie a Dio, ma anche in qualche modo tante persone che hanno creduto in me, persone che mi hanno aiutato ad inserirmi in questo ambito lavorativo e che hanno in qualche modo creduto in quello che io potevo diventare, ecco. E oggi come oggi mi sento una privilegiata per aver potuto in qualche modo camminare su 2 strade che si incontrano sempre facilmente e che mi fanno essere felice, mi fanno stare in mezzo alla gente facendo quello che mi piace fare. Ecco, io sono una privilegiata perché ho la possibilità di fare quello che mi piace. Quasi di realizzare quasi ogni giorno una parte di questo grande sogno. Tu hai avuto l'opportunità, uno dei pochi casi credo, anche di cantare al cospetto di ben 2 papi, quando sono venuti in Sardegna, sì, quando sono stati da noi. Ecco, questo è un privilegio tra i grandi privilegi, perché comunque poter portare la voce di un'isola, perché in quel momento non hai cantato tu, abbiamo cantato tutti per loro, per rendere omaggio, intonando tra l'altro una preghiera in musica. Beh sì, questa è in qualche modo quello che capita quando hai la possibilità di visitare tanti luoghi, di incontrare tante persone e quindi questo unire di intenti ha fatto sì che io in quelle occasioni fossi presente ed è stato forse uno dei momenti più emozionanti della mia carriera, sia quando è venuto Papa Benedetto XVI, ieri eravamo a Cagliari, fu un incontro diciamo così pubblico davanti a tutta la Sardegna, l'abbiamo detto. Quella con Papa Francesco invece è un appuntamento più intimo, quello dedicato ai seminaristi, quindi sai quella possibilità di vivere dei momenti unici che poi fanno la storia di una cantante come me. Io lo scorso anno ho festeggiato 30 anni di carriera e questi 10 minuti non sarebbero sufficienti per raccontare tutto
tutte le cose che abbiamo condiviso, che ho avuto la possibilità di fare, e allora sì, per forza bisogna sceglierne qualcuno come questi appunto che hai citato, ma l'emozione è sempre la stessa, è la possibilità di cantare la Sardegna e di diventare in quel momento una rappresentante di quel modo di essere, di quel modo di sentire, di quel modo di presentarsi al mondo. Ecco, questa è la responsabilità che io sento in tutte le occasioni. Che cosa ti fa più paura? Tante volte ho paura che oggi che sono una vecchia cantante, diciamo così, mi sento che tante volte sono più stanca, no? Rispetto ad altri periodi della mia vita dove mi sentivo sempre forte. Ho paura di non essere più all'altezza tante volte di quello che la gente vuole da me o vorrebbe vedere da me o vorrebbe sentire da me. Questo mi impaurisce. Sono sicura che non si può essere sempre uguali nel tempo e spero che la gente capisca che qualche volta non abbiamo le stesse forze di sempre. Ecco. Avere la risposta di un sogno implica necessariamente anche delle rinunce o qualcosa che la vita ci sottrae, no? A te che cosa è mancato di più, che cosa manca di più? Mi ha dato soltanto, quando ero ragazza, giovanissima, cantavo già, quindi ho iniziato molto molto giovane. Per esempio dicevo, tutte le mie compagne andavano a festeggiare Capodanno insieme o andavano alla festa, io alla festa ci andavo per cantare e quindi tante volte quello mi faceva soffrire. Oggi no, oggi mi dà soltanto la possibilità di stringere le mani delle persone che vengono a sedersi davanti a me, le persone che vengono a dirti una parola, a toccarmi i capelli, a farmi una carezza. Queste sono davvero le cose più belle. Hai schivato un po' la mia domanda, ma io faccio finta di niente. Allora, io ho 7 minuti 8 per ciascuno, perché poi ovviamente li metteremo insieme e creiamo, e vedo che i tuoi sono quasi scaduti. Sono quasi scaduti. Ho proprio 30 secondi e poi però faccio un regalo a tutti. Tu mi hai fatto uno scherzo, la prima. Oggi ero molto emozionata, sai? Perché? Perché questa pastorale del turismo io ce l'ho proprio dentro di me con una grande responsabilità, perché io, sai, sono stata la prima a cantare per la prima edizione della pastorale del turismo, quando era solo nella testa di un signore presente. E poi dopo sono venuta qua incredibilmente per inaugurare questo anfiteatro che nasceva proprio in quell'occasione, e sono davvero molto, molto felice questa sera, molto emozionata di vedere che praticamente tutto il mondo è stato qua, Giuliano, e quindi sono molto orgogliosa di questo. Lei è molto orgogliosa, però avete visto che è anche molto misurata, perché Maria Giovanna si dà tantissimo quando canta, quando è sul palco. Io la conosco, è un'amica personale, al di là del lavoro che ci unisce, dei palcoscenici che ci fanno incontrare, però poi tende a nascondersi, a stare molto indietro. Io stasera avrei voluto che lei facesse un passo in avanti, ma magari ci ripromettiamo di creare una prossima occasione, e allora le ridiamo quella forza che lei ha, quel magnetismo che esercita su tutti quando canta, anche perché c'è un brano bellissimo e voglio vedervi anche attivi, partecipi, che è Brincu, che è un brano meraviglioso che ci può portare una ventata di freschezza in una sera riscaldata dai vostri cuori e dai vostri occhi. Maria Giovanna Cherchi. Aiutatemi, vi prego. Sulle mani.
Cantende gusto ballo e baronia, fatto ballare sa Sardegna in trea, ponete un pare questa terra mia, unista gente che una marea, diciamo che so sto corde campana, l'intende scomente Ave Maria, sostentore de terra isolana, inserrato senza melodia, sospilicano se stavissi mia, sun tu cantor bettato sapare, via che rosa e sta companzia, su ballo brinculo fa che ballare, cantenne questo ballo e parola, faccio ballare sa Sardegna in trea, ponete un pare questa terra mia, unista gente che una marea, e tutto gozo e tutta amistade, sa forza tesa vera salvitate. Stighi su ballo sa ballariana, la notte sgrazia se sta dilighesa, e come in te un'altura soliana, e che pittura tutto sa bellezza, quando di estità e su Giannile, che corre da sta festa in sa piazza, s'allegria che rondine in aprile, salute e galania pare fatta, tamburino schitterra e solitù, cadenza in questa foche de sirena, e sure picco per desorganito, come in te Rusignolo e Filumena, cantenne questo ballo e baronia, fatto ballare sa Sardegna in trea, ponete un pare questa terra mia, unista gente che una marea, e tutto gozo e tutta amistade, sa forza tesa vera salvitate. Tamburino schitterra e solitù, cadenza in questa foche de sirena, e sure picco per desorganitu, come in te Rusignolo e Filumena, cantenne questo ballo e baronia, fatto ballare sa Sardegna in trea, ponete un pare questa terra mia, unista gente che una marea, e tutto gozo e tutta amistade, sa forza tesa vera salvitate, cantenne questo ballo e baronia, fatto ballare sa Sardegna in trea, ponete un pare questa terra mia, unista gente che una marea, e tutto gozo e tutta amistade, sa forza tesa vera salvitate. Grazie. Grande applauso per Maria Giovanna. Gliene concediamo un altro, se l'è meritato, sul canto. Grazie. Ti accomodi là, anche perché adesso arriva un altro amico. E lui ha giocato ai massimi livelli che il calcio consente a chi aspira ovviamente a quel sogno, e soprattutto ci ha fatto sognare, perché ci sono persone che con la loro arte, con il loro talento ci portano dentro il loro viaggio, quindi lo dicevamo prima, se uno canta per un papa è un po' come se cantassimo tutti, con lui o con lei nello specifico. Se uno segna con un calcio tirato ad un pallone e viene fuori una grande euforia, è come se lo avessimo un po' tirato tutti quel calcio a quel pallone. È uno di quelli che è partito da solo, da zero, da piccolo, e poi è diventato grande, grande, grande. Gianfranco Matteoli. Ben trovato Gianfranco, ti porto al centro così abbiamo modo di conoscerti un po' più da vicino. Gianfranco è uno che ha parlato più con i fatti che con le parole, anche perché poi si comunica in maniera diversa, no? Il tuo primo ricordo legato ad un pallone, a quando risale, ti torna alla mente, c'è un momento in cui hai capito che quel gioco poteva diventare qualcosa di più nella vita? Buonasera a tutti. Ma la prima cosa che mi viene in mente legata ad un pallone è mia nonna, perché da bambino ad Ovodda, noi siamo paesani,
e volevo mia nonna per giocare a calcio. Non ditemi perché la persona che da bambino giocava a calcio era con mia nonna. Io la mettevo da una parte e li calciavo e lei mi diceva sempre che si stufava, io stavo ore e ore che calciavo la palla. Quindi questa è stata la mia prima cosa del pallone. E poi sempre legato a Vodda, perché poi a Vodda da bambino vivevo lì, perché i miei genitori abitavano a Oristano, però finita la scuola, 4 mesi ero a Vodda e quindi lì si giocava sempre, quindi lì ho imparato a divertirmi, perché il calcio è divertimento. Io lo dico sempre ai bambini: se non vi divertite è meglio che state a casa o fate un altro sport, perché il calcio, quando vai in campo, deve essere un divertimento, e per me l'è stato sempre, anche quando sono andato a giocare a grandi livelli. Ecco, tu hai indossato maglie importanti. Qual è l'esperienza che ti ha formato maggiormente? Ma tutte le esperienze. Quando mi chiedono anche chi è l'allenatore che mi ha dato di più, tutti ti hanno dato qualcosa, sia quelli che anche ti hanno fatto piangere, tra virgolette, dove hai dovuto lavorare molto di più per conquistarti un posto, però anche quello è stato qualcosa che dovevi tirar fuori da dentro, perché sennò non è facile niente. Quindi sono formative tutte le situazioni che si vengono a creare. La tua carriera è costellata da tanti successi, dovendone salvare 2 o 3 di quelli che ti sono rimasti particolarmente nel cuore, quali sono? Ma ce ne sono tanti. La difficoltà è scegliere. Scegliere, sicuramente uno è la vittoria dello scudetto con l'Inter, che è stata un'annata fortissima, bellissima. Quella è stata Poi devo dire che la cosa che poi mi ha completato su tutto, da bambino ero tifosissimo del Cagliari, sono cresciuto nel mito del grande Cagliari, quindi di Riva e di tutti gli altri giocatori che quando noi eravamo bambini non si conoscevano. Quando poi cresci capisci perché hanno vinto, perché sono stati una formazione incredibile, i Tomasini, Cera, i Domenghini, cioè erano giocatori straordinari che noi da bambino non li conoscevamo, perché te conoscevi il Riva perché era il simbolo un po' della squadra. Quindi tornare, per me che sono vissuto con questo mito, venire a giocare nel Cagliari è stato il premio più bello che mi poteva capitare. C'è una lezione che il calcio, l'attività sportiva ti hanno insegnato e che ti sei poi portato nella vita? Cioè, solitamente è il valore nella vita, no, che trasportiamo nella professione, nella carriera, e che magari caratterizza e determina anche il nostro percorso, no? Partendo dal talento a un aspetto caratteriale. Il contrario, il calcio ti ha insegnato qualcosa che poi ti è servita nella vita? No, mi ha insegnato tantissimo, ma una cosa che mi ha insegnato tanto e l'ho appresa da quelli più grandi, da quei giocatori che venivano prima di me e che li ammiravo e poi li ho conosciuti, è stata l'umiltà, perché i grandi giocatori, le persone di un certo tipo erano umili, invece quelli che erano mezzi e mezzi credevano di essere chissà che. Quindi l'umiltà, penso anche che nella vita per andare avanti sia la cosa principale. Uno come te è stato e continua ad essere un esempio per tanti giovani. Questo ovviamente gratifica, però credo che comporti anche delle responsabilità. E tra l'altro il tuo lavoro, al di là del campo, poi è sempre stato anche al lato del palco. A un certo punto hai anche intensificato il mettere la tua esperienza a disposizione dei giovani. Ecco, questo che cosa ha significato per te? Il contatto con i giovani, vederli crescere, aiutarli a crescere? Beh, è stata un'esperienza fantastica. L'ho fatto 15 anni a Cagliari, dove sono cresciuti tanti ragazzi sardi, e ho trasmesso il mio sogno che dicevi prima a loro, e loro me l'hanno portato avanti, perché io giocare a calcio a un certo punto devi smettere, però il mio sogno, trasmettendolo a loro, ce l'ho ancora vivo in me stesso. Quindi questa è stata una cosa fondamentale per questi ragazzi. Stasera stiamo parlando di sogni
che hanno vinto, no? Che abbiamo portato a termine, che continuiamo a nutrire. Ma c'è un sogno mancato per te? Qualcosa che avresti voluto e che invece è rimasto lì sospeso nel tempo? No, diciamo che nella mia vita, cioè, ho avuto tutto, cioè, ho giocato, ho fatto il calciatore che lo sognavo da bambino, tutto quanto. Adesso è una cosa bellissima, ho 4 nipoti, che è la cosa più bella per una persona, continuare a vivere il sogno di tutti, ecco, perché i bambini a me mi riempiono il cuore, e quindi mi riempiono il cuore, perché io faccio anche un lavoro e continuo a fare scuola calcio con i bambini piccoli, eccetera eccetera, però quando mi sono nati i miei nipoti, lì ti fanno vivere veramente. Ancora una domanda, e poi le domande le faranno anche loro, per cui questo è il primo giro. Se tu dovessi incontrare Gianfranco bambino, che aveva quel sogno, pensando a te e rivedendo un po' la tua vita, che cosa gli diresti oggi a quel bambino di allora? È dura. Cosa gli direi? Sicuramente di rifare tutto quello che ho fatto, questo sicuro, perché altre cose non ne vedo, perché ho detto, ho avuto tutte le fortune possibili e immaginabili, me le sono anche conquistate, perché devo dire che ho avuto anche l'angelo custode. Quando io sono andato fuori ho trovato, si chiama Signor Favini, si chiamava, che non c'è più, che era un responsabile del Como, e lui mi ha fatto sognare. È stato lui che mi ha preso e mi ha portato dove poi sono arrivato, e quindi io devo tanto a questa persona. Io penso che ognuno di noi ha un angelo custode e che lo porta dove vuole, ecco. Grazie Gianfranco. Io sospendo per ora, perché poi daremo la parola anche a chi è venuto stasera un po' ad ascoltarci, e anzi ve lo ricordo, lo sapete già, perché la gran parte di voi ha l'occasione di un ritorno, perché ci si affeziona a questa serie di appuntamenti ogni sera con temi diversi, con protagonisti differenti, e c'è questo opuscolo che racconta un po' tutta la pastorale del turismo, e che ha un codice, un QR code, dicono quelli che lo sanno dire, e basta segnare col telefonino, puntarci sopra, e potete fare una domanda che poi verrà selezionata, insomma, a chi volete, o Maria Giovanna, Gianfranco, a Caterina che sta per arrivare. Anzi, perché farla aspettare ancora a lungo? Gianfranco, ti devo chiedere di sederti qua, così perfettamente. Perché farla attendere? Siete d'accordo? Avete il piacere di applaudire e apprezzare ancora una volta Caterina Murino? Buonasera a tutti, buonasera, grazie mille. Non do le spalle alla mia fantastica collega. Io sono molto contento, e penso che lo siamo un po' tutti. Stasera avete visto, abbiamo tolto un po' quelle note biografiche di presentazione, ha giocato nel, ha cantato con, ha recitato nel, perché ci piace che questo poi magari emerga, no, dal nostro confronto, però di sicuro non posso non mettere in evidenza, parlando di Caterina, di una donna, di una sarda, che coltiva il suo sogno, che va incontro alla vita, e la vita le restituisce dentro questo sogno tante gratificazioni a livello internazionale, perché il suo viaggio ha attraversato i confini, e la bellezza sua di poter interpretare tanti personaggi le ha dato la possibilità anche di far vedere al mondo di quanto era capace, di quanto era bello il suo mondo, anche declinato nei tanti personaggi che ha avuto modo di interpretare al cinema, al teatro e ovunque. Un applauso a Caterina Murino. Grazie di essere qua, siamo onorati. Grazie di cuore. Sono io onorata. Mi piacerebbe... Prego. Monsignore, grazie. Basta.
Poi dopo ne verrà parleremo, qua, però grazie. Verrà Avete un qua. monsignore straordinario, modernissimo poi. Possiamo fargli un applauso, tra poco glielo faremo. Molto moderno, mi ha inviato un Google Map, ma che è un Google Map? Insomma cosa sia, lui straordinario, veramente siete molto fortunati. Siamo fortunati perché giustamente è la zona mia questa. Caterina, con te vorrei partire da una domanda che mi viene spontanea. Quanta Sardegna ti porti dentro anche quando vai lontano da qui? Quanto c'è dentro di te di queste passioni che una donna che nasce qui puoi portare in giro per il mondo? Inizio a piangere da subito, vi odio. Allora, ce la faccio. È molto complicato per me. Vi spiego perché. Mentre lei cantava, la tua voce giustamente ha dei suoni che sono solamente nostri. E mentre lei cantava dicevo, ma da quanto tempo che manco dalla Sardegna? Che non è neanche vero. Però manco da tanto e solamente la Sardegna riesce a ricaricarmi, e solamente ovviamente le mie viscere che parlano, e la mia Sardegna mi ha regalato quello che tu hai raccontato. Se non avessi avuto i genitori che ho avuto e saputo essere nata in questa terra straordinaria che ti regala delle valigie, come io dico Samsonite, le valigie più solide del mondo, con dei valori così saldi, così forti, non avrei mai fatto quello che ho fatto e quello che faccio ancora. Perché queste carriere sono degli ascensori, salgono, scendono, e quando scendono sono... Dal sesto piano vai a -10, per cui se non sei saldo e forte ti sfracelli. E quindi essere nati, essere cresciuti con dei valori così forti che solamente queste terre così ancestrali, così magnetiche, un po' come dicevamo anche con le nostre tradizioni, anche ieri sera ad Erula, se non sei così forte, queste carriere d'artiste ti mangiano. E quanto ne leggiamo purtroppo tantissimi artisti che si perdono, perché è veramente duro, è duro. Io poi ovviamente non ho mai toccato nessuna droga, alcol, non bevo alcolici, e sono delle carriere che purtroppo chi è fragile ti inducono ad attaccarti a delle cose superficiali che pensano che ti aiutino, invece ti piombano ancora di più. E quindi questo regalo immenso che la natura mi ha fatto è appunto essere nati in una terra straordinaria. Quindi cosa mi porta la Sardegna? Tutto. La mia Sardegna non mi lascia mai. E tutto quello che ho fatto, tutto quello che faccio, chi mi segue anche nei social, ritorno sempre con questo mantra veramente della Sardegna, perché anche se sono lontana, tanti altri connazionali che mi dicono appunto non conosci nulla perché non vivi qua, vabbè, forse ne conosco un po' di più anche se non vivendo nella terra della Sardegna, perché non mi sono mai staccata, perché il cordone ombelicale è lunghissimo. Mi ha fatto dei cordoni ombelicali molto forti con le radici delle nostre querce e quindi mi porto sempre tutto e meno male, perché sennò sarei già tornata a casa. Questa tua emozione ci attraversa perché è autentica, perché è sincera, perché è la parte di te che si vede sempre, anche quando parli d'altro, anche quando comunichi, le tue emozioni passano sincere e arrivano. Tra l'altro la tua è stata una vita bellissima, ci piacerebbe pensare ai tuoi inizi. Prima ho fatto una domanda a Gianfranco, ecco, oggi come Caterina vede quella bambina che guardava al suo futuro, al suo sogno, e parto da qua con la domanda, e mi piacerebbe che tu arrivassi al grande sogno realizzato, quello di donna, che ha un bambino bellissimo che è qua, che credo che sia il suo più grande successo, il più grande successo in assoluto di Caterina. Fai un po' questo passaggio da bambina al bambino. No, se cambio domanda, parliamo di Caterina. È un incubo, piangerò. I Kleenex dove sono? Allora, iniziamo. Dunque, il sogno d'attrice non è mai stato, non è mai esistito, perché non volevo fare l'attrice. Io volevo fare la pediatra.
Come avete ben visto ho sbagliato qualche cosa nella mia carriera, perché ho fallito 2 volte gli esami per entrare in medicina. Il primo anno ho fallito, per cui sono entrata in biologia, ho dato i primi esami che mi avrebbero convalidato poi dopo in medicina, e durante quella seconda estate ho partecipato ai concorsi di Miss Italia. Comunque ho studiato durante l'estate, quindi mi dicono vabbè, non sei passata perché non hai studiato. No, studiavo, e quindi ho ripassato l'esame, per 7 posti non sono entrata, e quindi dopo Miss Italia sento un bambino che piange, forse chissà chi è, e quindi sono dopo appunto questa... ho fallito ovviamente questo esame, sono partita a Milano per iniziare per fare la modella, e dissi a mia madre nel novembre del 1997: mamma, se non trovo nessun lavoro dopo un mese torno e mi iscrivo a Lettere Antiche. E non sono mai più tornata. Quindi dal novembre 1997 ho lasciato la mia Sardegna. E quindi ho iniziato a lavorare come modella. Qualcuno mi riconosce, si ricorda di me a passaparola, che non ero ovviamente molto felice, e da lì ho incontrato un signore che, Danilo, mi guardi lassù, e mi ha insegnato l'addizione, il corso di dizione, perché appunto mi piaceva il suo mondo, anche se ovviamente non conoscevo nulla in questo mestiere di attrice. E lui mi ha dato corso di edizione, e poi lui mi ha detto: perché non sto cercando una giovane attrice per fare 10 piccoli indiani, e cerca il ruolo di Vera Clayton. E quindi mi ha insegnato tutto quanto lui, e sono entrata nel suo gruppo Teatro a Retracce, che è una compagnia teatrale di Milano, e lì ho iniziato a muovere i miei primi passi, e mi è piaciuto. Lui mi ha veramente, a teatro, sul palcoscenico, mi ha fatto scoprire questo mondo che non pensavo fosse mio, ecco, che sarebbe stato mio. Sono tornata a Roma, ho iniziato a studiare da Francesca De Sapio, e da lì è iniziato tutto. E quindi, come io dico sempre, è la vita che mi ha portato a fare quello che ho fatto. Bisogna ascoltare la vita, perché intanto noi ci intestardiamo su qualcosa che pensiamo che sia nostro, invece poi la vita ti dà un altro percorso, ti fa fare un altro percorso. Io mi penso sempre in un fiume, su una barchetta, quindi remiamo, e a un certo punto bisogna lasciare i remi, e poi è la corrente della vita che ti porta ad andare o a destra o a sinistra, e poi si rema ancora. Però poi ogni volta che io ho un problema, che non so cosa scegliere, dico: succederà qualcosa, e mi farà sentire dove devo andare e cosa devo scegliere. Ed è sempre stato così. A un certo punto devi lasciare andare, perché c'è qualcuno sopra di noi che decide per noi, perché la vita è così, è più forte di noi, ha più fantasia di noi. Quindi non saprei cosa dire a quella bambina. Alla bambina forse direi esattamente le stesse cose: apri i tuoi sensi, perché la vita sa veramente più cose di noi. E questa vita ti ha fatto un regalo bellissimo un anno fa, un pupo meraviglioso, che è il figlio dell'attesa, è il figlio del sogno, come abbiamo detto all'inizio, che è arrivato forse a coronare il bello che una carriera felice ti ha dato, le persone amiche, un compagno importante. Che cosa significa diventare mamma per una che lo ha voluto così fortemente? È un regalo divino, è un regalo di Dio, è un regalo che la scienza e Dio mi hanno dato. Ho perso 2 bimbi, ho fatto tante punture per 8 anni, e tante donne purtroppo non riescono neanche con la scienza a diventare mamme, a ricevere questo dono. E un giorno Dio ha detto: Saporina, ma fadiamolo sto bimba, Saporina. E quindi ho ricevuto un dono meraviglioso, e ogni giorno quando lo guardo non ci credo ancora. Fra 2 giorni farà 1 anno, e 1 anno fa stavo andando in clinica, ho una paura immensa, è una cosa terribile, veramente, per il parto è una cosa...
e chi l'ha vissuto quindi capisce cosa sto dicendo, e quindi è stato veramente un regalo immenso, e ancora oggi faccio fatica a credere, perché ero arrivata, tutti quanti dicono ovviamente per tutte le donne che non riescono ad avere un bimbo, non ci pensare, è impossibile, sono veramente frasi fatte, sono estremamente inutili. Bisogna arrivarci con tante lacrime, con tanta sofferenza, arrivi in quel posto del tuo cervello in cui dici pazienza, non era il mio destino, e il mondo mi insegnerà ad amare e ad essere mamma in maniera diversa. Io ho un grande amore anche per gli animali, per chi mi segue. Io sono mamma di 4 gatti e avrei preso anche un cagnolino per ragione di mio marito, ed ero arrivata a saper amare le meraviglie del creato, amare veramente la cima, amare proprio con la A maiuscola, col cuore aperto. E quando si arriva a quel momento lì in cui dici non ha importanza che non sei diventata mamma di un bambino, è lì che arriva. Però ovviamente non è qualcosa che ci devi arrivare con la forza, perché è impossibile, ci arrivi amando, è l'unica maniera, amando incessantemente tutto e tutti, anche odiando soprattutto il genere umano che ci sorprende tutti i giorni. Sono ancora naif a credere che c'è tanto buono in questo mondo, ma c'è anche tanto cose orrende. Però appunto sapere amare incessantemente ti aiuta ad arrivare a quello stato lì per cui è arrivato in quel momento in cui avevo accettato il fatto che non sarei mai diventata madre. Un bellissimo messaggio di speranza che viene premiata poi dalla vita, dall'allineamento degli astri, come diceva quel giovane, da Dio per chi ha fede, da tutte quelle concomitanze. Chiudiamo, ti faccio solo una domanda e poi c'è un regalo che tu fai a noi e poi qua ci raggiunge una persona speciale. Tu oggi cosa sogni per tuo figlio? Io sogno una cosa per me stessa, per me e mio marito, di riuscire a regalare l'empatia e l'amore per tutte le meraviglie del creato. Credo che sia, come tutti mi hanno sempre detto, il ruolo più difficile essere genitori, perché ci sono tanti genitori che non si occupano dei figli, per cui vediamo dei mostri in giro che camminano e che creano e fanno delle cose orrende. E io do la colpa ai giovani, ma soprattutto ai genitori. Poi ci sono quei genitori invece che cercano di inculcare di una buona educazione, purtroppo poi c'è il libero arbitrio, per cui i giovani poi crescono con un carattere diverso. Ecco, io mi auguro di arrivare a essere una madre presente, una madre che insegni al figlio di rispettare veramente tutte ancora le meraviglie del creato, tutti gli esseri viventi, e questo sicuramente è un compito veramente complicato, e quindi io mi auguro che mio figlio possa crescere in questa mia volontà, e che cresca veramente con delle basi solide, ecco, magari con la stessa educazione che io ho ricevuto dai miei genitori. Grazie Caterina. Facciamo un regalo? Facciamo un regalo. Vieni, primo. Vieni. Sono 3 piccoli regali. Abbiamo piccoli 3 regali. Io ho esaudito il tuo desiderio di avere un piccolo leggio qua che ci aiuta, e poi introdurrai tu stessa il regalo perché penso che non sia una scelta casuale. Noi siamo spagnoli, africani, fenici, cartaginesi, romani, arabi, pisani, bizantini, piemontesi. Siamo le ginestre d'oro giallo che spiovono sui sentieri rocciosi come grandi lampade accese. Siamo la solitudine selvaggia, il silenzio immenso e profondo, lo splendore del cielo, il bianco fiore del cisto. Siamo il regno ininterrotto del lentisco, delle onde che ruscellano i graniti antichi, della rosa canina, del vento, dell'immensità del mare. Siamo una terra antica di lunghi silenzi, di orizzonti ampi e puri, di piante fosche, di montagne bruciate dal sole e dalla vendetta,
noi siamo sardi. Grazie, Deledda. Grazie Caterina. 3 storie, noi le abbiamo solo introdotte, le altre pagine le chiuderete un po' voi con le vostre domande, vi ricordo c'è la possibilità di farle, basta inquadrare, scrivere, sarete chiamati. Ma io vorrei che a questo punto ci raggiungesse colui che davvero con una grande visione ha messo a segno questi appuntamenti nel corso degli anni, un'occasione così per ritrovarsi, per riflettere insieme, per guadagnare il rispetto dell'ascolto, perché oggi è facile parlare, è più difficile ascoltare. Lui è riuscito a creare una situazione dove si può fare l'una e l'altra cosa. Datemi 2 mani ciascuno per accogliere Monsignor Antonello Mura. Davvero ci stringiamo un po' e la vogliamo al centro, perché così da questo momento sarà lei un po' a guidarci. Farò una brutta figura perché qualcuno dice che io sono bravo, ma poi non sono così bravo. Bravo di me. Però ho questo iPad sul quale arrivano delle domande, ne arriveranno ancora, quindi vi invito a farne. Beh, intanto grazie Giuliano, le hai provocato tutte e Gianfranco in modo bello. Il tema del sognare sardo è un tema un po' pericoloso per me, perché sembra che noi dobbiamo sempre sognare mentre gli altri non sognano. Sogniamo come tutti. Però pensavo, ascoltandovi, che in realtà un sardo che vuole raggiungere qualsiasi scopo o lasciarsi portare anche dalla vita, o comunque, come è capitato, Gianfranco l'ha detto, ma anche Maria Giovanna, da qualche desiderio, forse deve faticare un po' di più. Ecco, io vi chiedo a tutte e 3, chiedo brevemente, se c'è stata una fatica che avete affrontato perché eravate sardi nell'ambiente, nel portare idee, nel giocare, nel manifestare anche se stessi. Chi vuole iniziare? Allora, io all'inizio, quando ero dopo Miss Italia, ero ancora in Sardegna e il fatto che si dovesse pagare un biglietto aereo era più complicato sicuramente. Una modella poteva prendere un treno, giustamente, raggiungere Milano o Roma, invece per noi era più complicato, che costava di più, per cui o te lo pagavi oppure non pensavano a te, ecco. E invece poi il fatto di essere sarda mi ha aiutato dopo, anche per il mio primo film in Francia cercavano una ragazza corsa per fare il film con Jean Reno e Christian Clavier, e il fatto che fossi sarda potevo capire meglio la mentalità, e quindi devo dire che grazie anche alla Sardegna mi sono ritrovata a vivere in Francia. Quindi all'inizio è stato forse più difficile, poi invece è stato un trampolino di lancio. Grazie. Beh, pensavo la stessa identica cosa, questo discorso vale anche per le cantanti. Quando ero giovanissima tutti quanti dicevano ma dovresti prendere un aereo, andare a Milano, lì ci sono le case discografiche, qui non ti vedrà mai nessuno, non ti ascolterà mai nessuno, qui rimarrai sempre legata a questo ambiente della Sardegna che è limitato. Queste cose le ho sentite tante volte. Ho pensato sempre che preferivo essere davvero la più brava in Sardegna piuttosto che una delle tante in tutta Italia. Allora ho iniziato a fare questo ragionamento e sono ancora convinta del fatto che vivere in Sardegna sia una ricchezza, nel senso che appunto qua tu sei la figlia di tutti, la cantante di tutti, la vicina di casa di tutti, e c'è un amore, una sovrabbondanza di amore che sperimenta solo chi vive qua. E quindi questo è pienamente, diciamo, è stato tutto ammortizzato. Ecco, questo grande amore che la Sardegna ti dona ammortizza qualsiasi mancanza.
Grazie. Franco. Ma la mia esperienza, io a 16 anni sono andato via dalla Sardegna, sono andato prima a Cantù, poi a Como, e mi ricordo a Como quando iniziavo i primi passi, che iniziavo a giochicchiare, e tutti mi dicevano sì, ma questo è bravo, però è sardo, se fosse stato di qua sicuramente avrebbe avuto più possibilità. E questa roba all'inizio ti dicevano questo sardignolo, cioè in quel periodo funzionava così, però devo dire la verità, li ho fatti convincere tutti, li ho fatto cambiare idea a tutti. Questa è la cosa importante. Il punto d'arrivo è stato straordinario. Sì, ma mi chiedevo, anche parlando a cena tra noi ci siamo un po' divertiti su alcune cose. Mi chiedevo, ma com'è che il mondo del calcio di oggi dimentica uno che si chiama Gianfranco Matteoli? Lo so che sei umile. No, io non sono amico di nessuno, non sono dal punto di vista giornalisti, procuratori, eccetera, eccetera. Io faccio la mia vita, a me non piace andare a chiedere l'elemosina in giro. Fin quando sono stato a Cagliari a lavorare con i giovani, bene. Poi una volta che ho finito questo lavoro e purtroppo i nuovi proprietari avevano idee diverse dalle mie, io nel periodo che ho fatto il settore giovanile i ragazzi erano tutti sardi, qualcuno di fuori doveva essere bravo, perché nella mia testa dicevo se devo prendere un ragazzo da fuori deve essere più bravo di quelli che ci sono qua, quindi questo è stato. Invece loro hanno cambiato modo di pensare, pronti via, non ci siamo trovati d'accordo e quindi sono andato a casa, però devo dire la verità, sono contento così. Il famoso ascensore. Posso dire una cosa? Sì, intervieni pure. Per riguardo a Gianfranco, che dà la misura di come poi magari gli amici giornalisti, i procuratori lasciano il tempo che trovano. Io da 30 anni frequento le piazze in Sardegna, ho frequentato tutti i paesi, ho incontrato tanta di quella gente che non c'è un numero che può definirla. Chiunque, ogni volta mi è stata fatta la domanda di dove sei, la risposta di Ovodda, in automatico il paese di Matteoli. Per cui può darsi che qualche giornalista e qualche procuratore se ne sia pure dimenticato, si sia distratto, ma la gente no, Gianfranco è Gianfranco. È vero, e questo appartiene forse a quell'identità sarda che ha avuto una ribalta più ampia, però allo stesso tempo ognuno ci tiene a dire, noi per primi, che siamo felici di quello che abbiamo dato nel tuo campo, ma in tutti i campi come sardi. Giuliano, adesso ti faccio una domanda a te veloce, perché non posso intervistare anche a te. Tu conosci tutte e tre, così seguo una linea dritta, conosci tutte e tre. Qual è una domanda che non hai mai fatto a loro e che vorresti fare? E che soprattutto ti sei quasi esentato dal fare. Io ti offro un palcoscenico straordinario per farla. Non lo so, a Gianfranco mi viene da chiedergli, perché forse per certi versi ho vissuto una vita parallela, no? Partire da un paese dove non hai tante opportunità e te le devi anche inventare, no? Bisogna avere coraggio, e quindi io forse gli chiederei dove ha trovato anche quella forza di un riscatto che poi la vita gli ha restituito anche in termini di consenso, di successo, al di là di quello che ti sei guadagnato lungo la strada, dove hai trovato quella forza lì per venire fuori da una realtà che non era la realtà del calcio, la realtà era una piccola realtà che però ti ha fatto partire per diventare grande. Ma io penso da parte dei miei genitori, perché sicuramente l'esempio che hai avuto in famiglia poi dopo ti ha portato a fare sacrifici, a non mollare mai. Secondo me, tanto io conosco tanti ragazzi che erano bravi, però non sono riusciti a ottenere niente perché non avevano il carattere, non avevano la forza di soffrire. Per loro c'erano altre cose importanti.
c'era la discoteca, come ha detto prima, e c'erano tante cose. Per me quelle cose non esistevano. La mia testa era quella di cercare di fare il calciatore e dicevo, una volta che poi sono arrivato mi posso togliere delle grandi soddisfazioni. Non avevano la forza di soffrire. Questo passaggio va messo in evidenza e sottolineato con un applauso, perché da lì forse a volte c'è la forza invece di riscattarsi e di uscire da quel contesto che ti permette di non vedere i sogni che hai. Invece a Maria Giovanna voglio chiedere una cosa, e vorrei che per una volta levasse la maschera dal volto, perché lei racconta sempre, soprattutto in pubblico, la bellezza della musica, il racconto della gente che ti viene incontro, l'affetto consolidato, le gratificazioni del successo. Quanta solitudine si paga per avere tutto questo? Siamo in due, vedi, ce l'ha fatta. Si è allenato per questo tutto il giorno. Non sapeva della domanda, quindi. No, è vero che siamo tutti un po' fragili in questo mondo, perché tante volte, come ha detto prima, siamo circondati di tante persone e più amore hai intorno, più però è facile poi ritrovarsi sola e sentire amplificata anche questa solitudine. E la solitudine per esempio di chi non ha la possibilità, cioè di chi non ha la forza. Io sono molto figlia ancora oggi, io non ho la forza di andarmene da casa mia. e quindi se sono sola a casa, non c'è mia mamma, non c'è mio babbo, neppure mangio, mi dimentico persino di mangiare perché sono abituata ad essere sempre particolarmente coccolata. Quindi nel momento in cui tutto questo ti manca, allora diventi fragile. Mi mancano moltissimo le persone di casa mia, la mia famiglia, e quindi è facile, come dice Giuliano, sentirsi soli immediatamente, e questa solitudine è terribilmente silenziosa e faccio fatica tante volte a superarla. Grazie. Per Caterina ho più difficoltà, perché in realtà ha già risposto un po' a quello che mi premeva chiederle. Se non ce l'hai, Benissimo, la prossima domanda, grazie. No, soprattutto voglio ribaltare la domanda di prima, cioè qual è la cosa più bella che ti è capitata nella vita, eccetto quella che ti è capitata un anno fa, perché quella è la numero uno. Ecco, la cosa più bella che ti è capitata nella vita. Ha avuto tanti regali, È strano che quando pensi appunto che non funzioni una cosa, voglio raccontarvi una cosa, non so, ci sono dei giovani aspiranti attori qua, attrici, che quando si pensa che la cosa non funzioni perché è tutto contro, poi magari è la volta buona. Il famoso provino per Bond, però dura un po'. Non so quanto tempo ci abbiamo. Quanto tempo ci abbiamo? Ci abbiamo tempo? Quanto dura Bond? 3 minuti. 3 minuti, ok, cerco di farlo velocemente. Ok. Si fanno i provini, voi sapete ci sono i provini. E i provini, quindi avevo ricevuto il provino per Bond, io studio sempre con la mia coach, avevo già deciso l'abitino, il tacchetto per andare a fare il provino e stavo preparando il film di una certa Eleonora d'Arborea. Ed era un film non low budget, che significa che appunto c'erano pochi soldi, era no budget, cioè non c'era proprio soldi, proprio attaccato proprio, infatti abbiamo lasciato dei buchi qui, chiedo ancora perdono a Oristano perché ci sono dei buchi immensi che lasciarono i produttori all'epoca. Quindi giustamente si doveva andare a cavallo e un mio collega che era fantino a Capannelli mi dice: guarda, ti do un cavallo da corsa, ti monto io prima il cavallo, lo stanco, così sali anche tu e inizi ad allenarti. Ed era il giorno prima del famoso provino per Bond, quindi vado la mattina, lui stanca il cavallo, famoso Caronte, la parola dice tutto. Ovviamente
il povero cavallo da corsa, non è che dopo che stanca salgo io e sente subito che era una cippa, facciamo 2 giri di tondino, alla seconda mi butta giù. Mi butta giù, quindi rimango paralizzata, mi portano in ospedale ero completamente paralizzata. Il che alle 18 chiamo la mia agente e dico appunto cancello il provino per bond perché intanto sono paralizzata, non mi muovo più, niente, non si può fare. Ed ero realmente paralizzata. I medici all'ospedale a Roma mi dissero che forse avrei camminato 4 mesi dopo, forse. Mamma, santa mamma, arriva da Cagliari col primo volo a Roma alle 6 del mattino e quindi arriva alle 8 e mi vede lì. E mi fa, no, ma stai bene, dai, stai bene. Io ero sotto toradol e morfina, quindi bombe di punture, ed ero veramente, non muovevo nulla, avevo delle scosse elettriche, avevo dei dolori mostruosi, non potevo fare nulla. Alle 10 del mattino dissi a mamma, sai, oggi avrei avuto il provino per bond. E mamma, ci andiamo? Ho fatto, ma che ci andiamo? Cioè, non posso muovermi. No, ti metti un paio di scarpe a tennis, mamma ti lava e andiamo. Chiamo la gente e mi fa, vabbè, ti ritrovano alle 6 del pomeriggio, all'ultimo ti rimettono lì. Quindi mamma mi lava, mi metto scarpe da tennis, una tuta da ginnastica e arrivo. E arrivo così. Scusa. Arrivo, buongiorno, dopo mezz'ora arrivo e mi siedo così, faccio il provino, cioè dico le battute perché muovevo solamente gli occhi, finisco non so cosa e riesco. Arrivederci, arriva alla fine della porta e sento Caterina, can you ride a horse? Che significa sai montare a cavallo? Lì che mi giro e io dico sta scherzando spero e me ne vado perché ovviamente gli avevo raccontato perché stavo in queste condizioni. Dopo un mese mi chiamarono per fare il callback, che vuol dire che il regista, il produttore voleva rivedermi a Londra. E ho detto ma che cavolo ho fatto? Io faccio sempre provini tutta perfetta, non mi chiamano mai. Stavolta che ero indecente sia fisicamente sia emotivamente perché non so cosa abbia fatto, parto a Londra, faccio il callback e come voi sapete ho vinto il provino. Poi sfiga vuole mi arriva il copione, in un copione di Bond un cavallo era il mio e su quanti Bond, 26 Bond, quanti cavalli vi ricordate in James Bond? Nessuno. 60 anni di film, un cavallo era il mio. Vabbè, che significa? Che io non ero pronta, cioè io non ero per niente pronta e ogni volta sono sempre pronta per i provini e non li becco mai. Quindi andateci sempre, provini, esami, perché non si sa, magari non avete studiato una cippa, però avete studiato bene una cosa e vi capita quella domanda. Quindi andateci sempre. Poi il peggio che vi succede è un no. Un no non ha mai ucciso nessuno. E la vita decide per te. E la vita decide per noi. Allora, prima di un ulteriore passaggio che Giuliano presenterà, voglio completare però il circolo chiedendo a te, e rimango su di te. Abbiamo parlato di cose molto, molto belle anche che ti sono capitate, però nel mondo sia del calcio per Gianfranco, sia nel mondo del cinema, del teatro, la competizione credo che sia un fenomeno quasi naturale. Lì si danno delle botte al pallone e invece a volte qui bisogna sgomitare, bisogna farsi largo e non solo quando c'è il provino di Bond. Ecco, è così perché noi ci immaginiamo sicuramente un mondo un po' troppo dorato, un po' troppo artificiale. In realtà anche lì bisogna tirar fuori le unghie. Bisogna avere coraggio, identità, quella sarda, per non farsi soverchiare. E così ci confermi che è così? Allora, forse, non lo so, perché ovviamente non sono mai stata un calciatore, forse il mondo del calcio è più diretto, perché i colleghi ce li avete veramente sempre sul campo. Per vincere un ruolo, i provini, noi non sappiamo chi sono le altre. Ovviamente io ho fatto un provino 2 o 3, 4 anni fa per una serie americana e eravamo pochissime, eravamo 4 o 5 e mi chiamarono
Per confermarmi mi è arrivata la mail e poi scelse un'altra. Fantastiche cose che capitano. E quindi so che aveva scelto una mia amica, a cui io mandai un messaggio dicendo che io ci sono rimasta malissimo, ma ero molto felice che fosse lei, giustamente, perché appunto la conoscevo. Però è molto raro di conoscere realmente le colleghe per quello stesso ruolo. Giustamente le sgomitate ci sono, però sono abbastanza rare, bisogna veramente trovare quel personaggio un po' particolare quando si fa uno stesso film, perché ogni ruolo ha una sua importanza, per cui come Gianfranco diceva prima, solamente le colleghe o i colleghi poco intelligenti cercano di sgomitare, perché quando si fa uno spettacolo di teatro o un film stiamo tutti lavorando per la stessa produzione, per lo stesso goal, affinché quella pièce di teatro, quel film abbia il miglior successo possibile, per cui sgomitare tra noi colleghe che abbiamo ruoli diversi è abbastanza stupido e puerile. A volte si trovano, però è abbastanza raro. Grazie. Maria Giovanna, hai accennato al fatto che tu sei ancora una docente. Quanto incide anche quando fai dei concerti, quando interpreti o scrivi delle canzoni, il fatto di conoscere i ragazzi, la mentalità di oggi e come ti adegui poi nella scelta? Beh, noi diciamo abbiamo questa fortuna di Tanto avere un riscontro. Possiamo dirlo che sei docente di religione. Io sono un insegnante di religione, sì, con grande onore da 25 anni, quindi sono un insegnante però di... Quindi c'è sempre un vescovo che ti vuole bene. Sempre un vescovo che mi vuole anche bene, che mi controlla sempre. Giustamente. Giustamente, certo. Dicevo, la fortuna è anche il dovere, insomma, di essere sempre attenti a quello che è il mondo dei ragazzi, a quello che fruiscono, in questo caso la musica. Oggi come oggi, per esempio, i ragazzi sono molto vicini alla musica della Sardegna, questa è una cosa bellissima. Hanno ritrovato il ballo sardo nelle piazze, cantano a tenore, vanno a scuola ad imparare a cantare a chitarra, insomma questo è davvero importantissimo e mi piace pensare che in qualche modo questo sia stato anche merito nostro, merito di cantanti come me, come Giuliano, che hanno sempre strizzato l'occhio in qualche modo a quello che sarebbe stato il mondo della musica futuro. Ecco, noi questo l'abbiamo fatto, ce ne possiamo vantare, ecco, di questo. Io mi vanto di questo. E allora abbiamo continuato a cantare i classici, però nello stesso tempo abbiamo costruito la musica del futuro. Magari quel brano che speri diventi il classico del futuro e oggi quando vado a scuola anche con bambini piccolini magari dico oggi la maestra vi racconta una storia bellissima di Gesù e canta duru duru, certo, a volte, quindi per loro è normale. Io immagino che tu sarai un insegnante che canta tutta l'ora con loro. Lo potessi fare, no, però è vero che, l'ho detto anche prima, queste due strade si incontrano facilmente e vanno incredibilmente d'accordo. Ecco, la scuola è oggi come oggi un luogo dove la musica può dare tanti insegnamenti e soprattutto la musica va d'accordo con la mia materia. Io ripeto, con la religione vanno d'accordo tutte le materie, però la musica ancora di più. Grazie. Allora, adesso darò la parola a Giuliano che ci presenta un altro passaggio di questa serata. Comunque sono arrivate poi delle domande, qualcheduna ve la trasferisco e preparatevi, anche senza saperle. Vado? Sì. Allora, abbiamo iniziato col dire che siamo tutti figli di un sogno e lui è figlio di un grande sogno, anche perché è uno che sogna costantemente ad occhi aperti,
si regala una vita bellissima perché la sua dote più acuta è la curiosità. Lui ha fame di sapere, di conoscere, guarda il mondo. Una settimana fa è andato lontano a Palma de Mallorca a vedere l'eclissi da vicino, perché lì c'era la massima visibilità. Ecco, è uno che prende parte, va incontro alla vita, vuole sapere, vuole conoscere, vuole davvero stupirsi ogni giorno, non si stanca mai. Io non ho figli, però se dovessi scegliere un figlio tra i tanti che conosco vorrei lui, perché ti riempie la vita di gratificazioni e di soddisfazioni. E noi gli abbiamo chiesto in questa circostanza, lui giovane, di scrivere una lettera al sogno, ecco, di provare a dargli del tu e a vedere che cosa un ragazzo di questa età, così affamato di vita, poteva chiedere a quell'entità, a quella trasparenza che in qualche modo potrebbe anche rispondergli. E io lo vorrei sul palco, si chiama Enrico Bessolo, un applauso forte forte forte. Ciao Enrico, ben trovato. Hai bisogno solo di un microfono? Non diamo le spalle ai nostri ospiti, ti mettiamo qua. Guarda, ti do questo qua di Maria Giovanna. Allora un altro applauso e poi lo ascoltiamo, bene? Così sei in favore di luce. Buonasera a tutti. Si dice che si impari a vivere quando si impara a sognare e poi a risvegliarsi ogni giorno a guardare la vita con occhi diversi. Se dovessi definire personalmente il sogno dall'alto dei miei numerosi 26 anni di esperienza, direi che è una pazzia, fino a quando un pazzo qualunque che noi chiameremo sognatore lo rende realtà. Volete un esempio? San Francesco, di cui ricorre l'8° centenario oggi. Mi hanno chiesto di scrivere una lettera al sogno, io ce l'ho qui e ho il piacere di leggervela. Caro sogno, ti scrivo perché, a volte, tra il rumore del mondo e la velocità con cui scorrono oggi i giorni, ho bisogno di fermarmi. Chi mi conosce dirà incredibile, ma ogni tanto è vero. E darti del tu, caro sogno. Essere giovani significa vivere un intero equilibrio tra la vertigine delle infinite possibilità e il peso dell'incertezza verso il futuro. Futuro che per noi giovani è una strada sicuramente tracciata e sicura da chi ci vuole bene, ma anche inesplorata verso l'ignoto. Se chiudo gli occhi, vedo un domani in cui la passione non resta confinata nei ritagli di tempo, ma diventa il motore delle nostre scelte. Io, chi mi conosce lo sa, già ci provo a vivere così, senza mai perdere la curiosità, l'empatia e il desiderio di imparare ogni giorno, senza mai dar nulla per scontato e essendo sempre pronto al confronto, anche con me stesso. Parto da un grande classico, che è Cenerentola, che ci ricorda che i sogni sono desideri di felicità, perché nel sonno noi non abbiamo pensieri e ci esprimiamo con sincerità. Se abbiamo fede, chissà che un giorno la sorte non ci arriderà, e allora il consiglio è di sognare e credere fermamente e magari un giorno il sogno realtà diventerà. Ma i sogni non sono solo desideri, sono la bussola che orienta i nostri passi quotidiani. Per questo, caro mio sogno, guardandoti negli occhi, vorrei che mi concedessi 4 più importanti cose tra le tante che possiamo desiderare. Il coraggio, perché, come diceva Papa Francesco, la pace è troppo scontata, la felicità è a buon mercato, ma è il coraggio la cosa più importante, perché ci vuole coraggio per dire sì alla pace, al confronto, all'apertura e no a tutte le brutture che purtroppo oggi vediamo perché non abbiamo, o qualcuno non ha il coraggio di rifiutare. La paura, grazie. Rifugire la paura di sbagliare, perché il fallimento non è un blocco, ma è uno stimolo a migliorarsi. La lucidità nella confusione, sapendo distinguere per noi stessi e anche per quelli cui vogliamo bene, cosa vogliamo davvero essere, distinguerlo, saperlo distinguere da cosa gli altri, il mondo, le maschere, la società vogliamo che noi fossimo, vorrebbero che noi fossimo. E la costanza silenziosa, con la pazienza di innaffiare i miei e i nostri progetti giorno dopo giorno, sapendo che le radici più profonde hanno bisogno di tempo per crescere. Insomma, caro sogno, non ti chiedo una vita perfetta, priva di ostacoli o fatiche, le cose comode non mi sono mai piaciute. Ti chiedo solo di non spegnere mai quel fuoco interiore che brucia da quando sono nato, di ricordarmi chi sono, cosa voglio e chi mi vuole bene, e quando la realtà, ahimè, anche per un giovane si fa pesante, di darmi quel pizzico di sana incoscienza che serve per trasformare i sogni in realtà.
Io, prima di salutarvi e di spedire questo aeroplanino al sogno, che mi viene difficile senza avere un leggio, vorrei ringraziare quelli che sono i miei compagni di viaggio e di sogno. Primi fra tutti i miei genitori, mia mamma e mio papà. Se sono quello che sono, se diventerò quello che voglio essere, se faccio tutto quello che faccio, lo devo a loro. Grandi sognatori, instancabili medici, spero di essere presto loro collega e di avere almeno un pizzico delle loro qualità. Ringrazio Giuliano, che da 4 anni è mio compagno di sogni, di avventure, mi ha aiutato a realizzarne tanti e tanti altri mi aiuterà a realizzare. Ringrazio Sardegna Live, nelle persone di Cristina e Roberto, che non senza molta tolleranza ogni giorno mi aiutano a realizzare tanti sogni. Ringrazio mein bester Freund, il mio amico tedesco Karl-Heinz, troppo lunga da spiegare, sappiate che sogniamo molto assieme. Ringrazio l'amico druide Salvatore e l'amica Francesca, e ringrazio la mia reverenda magistra, la docente di lettere e di latino, che da 10 anni mi accompagna prima negli studi e poi nei sogni quotidiani. Che dire? Speriamo che i nostri sogni diventino realtà, speriamo che qualcuno ci ascolti, e anche se non ci ascoltano, a sognare non ci vuole nulla e rende la vita un po' più sorridente per tutti. Buona serata. Grazie. Ma aspetti che c'è la sorpresa. Se lei le ha dato il palcoscenico, questo ci mangia tutti. Un altro ringraziamento va fatto a Monsignor Antonello, perché io dal 2014 seguo dalla prima edizione la pastorale del turismo e dissi a suo tempo: chissà se un giorno sarò sotto quel palco, e ci sono stato grazie a Sardegna Live, o addirittura sopra. E quindi, Monsignor Antonello, le ho portato un piccolo omaggio della nostra tradizione, un bottone del costume con su Goku, una piccola preghiera, con 3 grandi auguri che rivolgo a chi mi ha aiutato a realizzare un sogno e a tutti voi. L'augurio per una vita fatta di rapporti veri, qualunque e qualsiasi essi siano, la vita fatta di sogni realizzati, e pro nos bigera centanos, per vederci per altri 100 anni. Dicono che i centenari se lo dicano ogni giorno al bar, sembra funzionare, ma magari è tutto un sogno. Non svegliatemi però. Grazie. Grazie a te Enrico, grazie. Si è preso il palcoscenico. Si mangia tutti. Allora, andiamo verso la conclusione, però non vorrei perdere qualche domanda che è arrivata. La faccio chiedendo anche di essere veloci nella risposta, perché forse qualcuna meriterebbe o avrebbe bisogno di una risposta più ampia. Allora, per Matteoli, una domanda che potresti passare tutta la sera qui. Cos'è cambiato di più nel calcio dei tuoi anni a oggi? Soldi, social, VAR, cosa scegli che ha cambiato il calcio? Ma un po' tutto, diciamo la verità. Però devo dire che ogni periodo c'è i suoi calciatori e c'è il suo calcio. Io quando giocavo mi ricordo che i campioni, che veramente erano dei giocatori fantastici, che giocavano il periodo prima al nostro, erano qualcosa di straordinario, e dicevano ma in questo calcio non potrebbero giocare, tanto la vita va avanti così, va avanti. Io dico che il calcio quando giocavo io era in una certa maniera, molto probabilmente c'era più il talento, c'era più, lasciavano sprigionare tutto il talento ai ragazzi. Oggi sono un po' tutti soldatini, però è il calcio di oggi, dobbiamo accettarlo e bisogna andare avanti in questo senso. Seconda domanda, c'è qualche domanda anche un po' diretta. Ci racconti, non si scrive non c'è scritto chi la fa, però immaginiamo qualche juventino o interista, meglio interista, perché ci racconti un aneddoto di Trapattoni. Ma un aneddoto suo era quello: quando iniziavamo la preparazione, lui si metteva davanti al gruppo e correvamo, magari mi ricordo che andavamo in ritiro in un golf vicino a Varese, eravamo lì in quel periodo, e lui era davanti a tutti, e se provavi a superarlo ti diceva: oh, dove stai andando? Devi andare piano, prendi il mio passo. Quindi lui era uno, faceva le partitine, cioè voleva giocare sempre, perché lui gli piaceva giocare. Quindi se uno appena aveva un dolorino, no, fermati che non stai bene, perché voleva giocare lui. Era un personaggio eccezionale. Interessante, grazie.
Caterina, guardando l'Ogliastra di oggi, cosa rivedi del passato e cosa sogni per il futuro di questo angolo di terra sarda? È cambiata tanto, ovviamente. Io passavo le mie estate a giocare palla contro il muro da sola a Usini. Quante estate lì. È cambiata tanto e adoro una cosa che hanno inventato qui in L'Ogliastra e anche le Portas Abertas ad ottobre, quindi trovo che sia una cosa veramente straordinaria perché appunto state facendo in modo che le famose vacanze estive non siano solamente estive in Sardegna, ma siano anche in autunno, in inverno, e adoro ritornare anche qui, anche perché ovviamente credo che questa parte della Sardegna sia ancora più bella d'inverno. È cambiata tanto, la conosco forse non tantissimo come la conoscevo quando ero piccola, sempre con la promessa di ritornarci, però il tempo è sempre molto, molto breve quando vengo qui. Quindi io ringrazio sempre tutti coloro che hanno avuto il coraggio di restare qui, e come ho detto ieri, a fare in modo che le tradizioni, la cultura, le nostre fantastiche e meravigliose tradizioni non muoiano mai. E quindi credo che, come si diceva anche Grazia Deredda, che sia forse sicuramente più coraggio quelli che restano, non quelli che partono. E quindi ringrazio sempre tutti i giovani, come ieri, che abbiamo visto appunto che fanno continuare a vivere le tradizioni, i costumi sardi, la lingua, le cose meravigliose che tu hai detto prima, perché i giovani sono il nostro futuro, ovviamente. Soprattutto in una terra come la Sardegna, che è così ricca di tradizioni, ed è sicuramente, lo è, l'unica regione italiana che ha veramente tantissime tradizioni che non sono morte e che anzi i giovani continuano a farle durare per sempre, quindi grazie soprattutto a loro. Grazie. La seconda domanda per te è un po' legata a un momento della tua vita. Nel 2024 sei stata madrina, mi pare, forse, alla mostra internazionale 2023. Quindi 8 attrici del passato sono state interpretate con delle immagini fotografiche. Ha ragione lui, 2024. Vabbè. No, ha ragione chi ha scritto. Ok, però le fotografie sono 2024 alla mostra, ha ragione. Quindi accanto a 8 attrici del passato sono state contemporaneamente richiamate da 8 attrici di oggi. A te è spettato Sophia Loren. La domanda è molto curiosa, ma poteva fartela anche in privato, però adesso la facciamo pubblica. Che passaggio è stato, che esperienza è stata questa di ritrovarti nell'immagine di Sophia Loren? Ovviamente cerco di non dire parolacce perché sono a fianco a lei. È come mettere un paragone tra la cioccolata e lo sapete il resto, perché nessuno di noi moderne possiamo veramente metterci al cospetto di Monica Vitti, di Sophia Loren, Claudia Cardinale, perché erano tempi diversi, erano attrici diverse, che venivano da un contesto diverso, con un cinema diverso, e sicuramente Gianfranco e siamo d'accordo su questo mondo, che il calcio dell'epoca è diverso da quello di oggi e che bisogna solamente accettare quello che c'è. È tutto molto diverso, per cui c'era questo gioco con Cinecittà, al di là delle pose, di forse una micro rassomiglianza fisica, però siamo attrici completamente diverse, nessuno di noi può veramente arrivare alla caviglia di tutte le grandi attrici del passato, perché loro venivano dalla guerra, loro venivano da un contesto sociale completamente diverso, la loro fame di fama è diverso dalla nostra fame di fama, per cui noi artisti ci nutriamo di emozioni, ci nutriamo della vita che ci circonda, per cui il nutrimento era un po' come mangiare le pappe vere e poi mangiare l'omogenizzato. Ecco, noi siamo cresciuti, ecco. Maure, non ti do più omogenizzato, va benissimo. E crescere così, quindi siamo veramente completamente diversi. È stato un immenso onore per me, le fotografie sono bellissime, racchiuse in un libro meraviglioso, stavamo alla mostra di Venezia, però
stato anche accettato di posare, ideologicamente parlando era un moderno col passato un po' stridente, ecco. Grazie, ma insomma non sottovalutarti. A te ci sono 2 domande, una è facilissima ed è cantare una canzone e concludere, l'altra te la faccio ma non puoi rispondere, anzi non te la faccio neanche. Sei d'accordo? Certo. Appunto, è d'accordo anche io. No, chiedono, ma non rispondere, però la diciamo così perché può essere un Lasciamo tocco come finale. una domanda. Esatto, la lasciamo. Tu che hai conosciuto un certo Don Antonello prima che fosse vescovo, raccontaci qualche aneddoto. No, ma io voglio vogliamo la rispondere. risposta. Vogliamo Spero la che risposta. Caterina, Tutti, io subito, soprattutto io, non so gli altri, ma io Vogliamo voglio la conoscere la risposta risposta. dell'altra vita. No, ma faremo l'anno prossimo la 13ª edizione su questo. No, davvero, forse è scontato questo, però lasciatemelo dire, era esattamente come adesso, così, sempre avanti, sempre un pochino più avanti degli altri. Caterina ha E se detto li ha prima, fatti amici tutti adesso modernissimo. gli altri, Modernissimo, vero, non solo dal punto di vista della tecnologia, ma proprio nel farsi vicino alle persone, in questa prossimità che va oltre l'essere vescovo, l'essere padre, è proprio quella empatia incredibile di comunicare con chiunque, e quindi questo l'ha sempre avuto, è sempre stato così. E poi la sua capacità, questa capacità incredibile di farti domande così intime con una facilità, con una semplicità, e tu senza sapere rispondi. Se te la facessi un altro quella domanda, tu diresti ma cosa cavolo vuole? E invece, siccome te l'ha fatta Fermati, lui, te l'ha fatta è lui, meglio che canti. è Poi bravissimo. inizia un processo di beatificazione tra un po', Tocca a te, Bravo, poi ci bravo. salutiamo. Sì, ti presento io, vieni, No, vieni amore, no, vieni amore, vieni. Volevo solo sapere se potevo dire una parola su questa canzone, soltanto Esatto, per è proprio questo. perché c'è un significato che l'accompagna, che secondo me è emerso anche dalle parole di tanti sì, stasera, infatti. ed è Dur che canto, credo che sia questo. Sì, esatto. No, io ho voluto fortemente questa canzone dedicata ai centenari della Sardegna. Voi siete la patria dei centenari, l'Ogliastra è conosciuta in tutto il mondo per questo, quindi mi piaceva l'idea di sottolinearlo. Però io sono di Bolottana ha 2400 abitanti, 11 centenari, e quindi anche io ho sentito questo dovere di omaggiare le colonne della nostra storia, coloro che, come diceva Caterina prima, ci hanno, e come ha detto anche Gianfranco, dato i valori su cui fondare la nostra vita, i nostri sogni, le nostre carriere. Quindi ve la faccio ascoltare. Maria Giovanna Cherchi, Dur che canto. Mi fa tonu bello ballo, mi fa tonu bello ballo, cadenzato a moda antica, mi fa tonu ballo dundu, con sao che si strumento, noi fagimo festa manna, cantende antico sinno, tutto pezzo se pizzino, su un ballende un pare, cantende antico sinno, balla e paghe ballare, sono se va in armonia, questa è sta terra mia, fino a che nos ballamos un pare, tutto in festa in Durche con panzia, questa canzone mi piace cantare, Durche canto prosa terra mia, tigri tigri
balla duru duru, balla, balla duru duru, passu a sta moda antica, balla come gusto e puro, canta con sta companzia, canta sopra sta euchemia, con sta che strumento, canta e balla in allegria, tutto pezzo se pizzino, tutto pezzo se pizzino, su un ballende un pare, cantende anticosino, balla e fa che ne ballare, sono se buona armonia, questa è sta terra mia, fino a che intanto sballamos un pare, tutto in festa in turche con panzia, questa cantone mi piace cantare, turche canto brosa terra mia, tigiri tigiri din din dai, tigiri tigiri din din da, tigiri tigiri din din dai, tigiri tigiri din din da. Sulle mani. Fino a che intanto sballamos un pare, tutto in festa in turche con panzia, questa cantone mi piace cantare, turche canto brosa terra mia, fino a che intanto sballamos un pare, tutto in festa in turche con panzia, questa cantone mi piace cantare, turche canto brosa terra mia, fino a che intanto sballamos un pare, tutto in festa in turche con panzia, questa cantone mi piace cantare, turche canto brosa terra mia. Grazie. Siedi Maria Giovanna un momento. Intanto con voi, credo l'avete dimostrato con la presenza e anche con la partecipazione, sono felice di aver condiviso questa serata di sogni sardi, ma soprattutto di persone che in Sardegna e non solo rappresentano molto di quello che vogliamo essere e di quello che siamo anche. E questa è stata una delle cose più belle che abbiamo messo in cantiere per dirci che abbiamo anche necessità di essere incoraggiati in tutto ciò che facciamo e in quello che pensiamo sia anche la chiamata che abbiamo ricevuto o che la vita ci propone costantemente. Come segno sarà obbligatorio indossarlo. Sì. Il nostro cappello largo ai sognatori, perché fa parte di questo sguardo che abbiamo dato. Ecco qua, e io ringrazio Giuliano Marongiu, sempre impeccabile nella guida di questi momenti, grazie, Gianfranco Matteoli, grazie a voi. Al quale auguro che qualcuno si ricordi che può fare molto di più per il calcio in Italia, Caterina Morino che non si sottovaluta. Signore, grazie a lei. Vabbè, ho già detto tutto come si diceva, e Maria Giovanna Cherchi, grazie. Siamo qui Claudia per aiutarci a capire come prosegue la nostra manifestazione prossimamente. Eccoci. La Pastorale del Turismo si sposta per 3 appuntamenti consecutivi alla Caletta. Noi ritorniamo qui, tra parentesi ricordo che potete comunque seguirli sempre sulla pagina Facebook di Ogliastra Web e su quella dell'Orto Bene, il settimanale della diocesi di Nuoro, quindi se non potete andare fisicamente alla Caletta, ma vi auguro e vi invito ad andarci perché è una bellissima location anche quella, potete comunque non perdere neanche una serata del nostro viaggio. Il viaggio che ci riporta qui all'Anfiteatro Caritas lunedì 24 agosto, un altro tema bellissimo perché sarà un viaggio tra cielo e terra, intelligenza umana
e intelligenza artificiale. Avremo l'astronauta Paolo Nespoli, Giacomo Cao, che è un ingegnere aerospaziale, presidente del DAS, il distretto aerospaziale della Sardegna, e Luca Peiron, docente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e responsabile per il servizio dell'apostolato digitale. Quindi davvero imperdibile, l'accoglienza sarà a cura della comunità di Lozzorai. Quindi vi aspettiamo qui lunedì 24 agosto. Voglio ricordare che potete visitare la mostra allestita qua per tutta la durata della pastorale e sulle tracce di Maria Lai, a casa di Lola, e del fotografo Pietro Basoccu, e all'ingresso potete anche trovare il catalogo della mostra. E se volete essere tutti bellissimi come gli ospiti di stasera con il cappellino, all'ingresso trovate tutti il cappellino, che è il gadget ufficiale della pastorale. Anche quelli stanno terminando, quindi non lasciateveli scappare. Va bene? Grazie e buona serata a tutti. Sempre un onore. Ti ho fermato in tempo. Un piacere.